Lunedì 24 agosto, San Bartolomeo Apostolo. È il 236esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 129 al termine. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:03. La luna si leva alle 18:23 e tramonta alle 2:09. Dall'alto del campanile di San Marco, Galileo Galilei prova il cannocchiale che egli ha appena scoperto. I senatori veneti fanno a gara nel chiedere spiegazioni sull'uso dello strumento, non si stancano di guardare attraverso le lenti, si meravigliano di vedere così da vicino Chioggia, Treviso, Conegliano e altri paesi. Più tardi, recatosi in Palazzo Ducale, lo scienziato farà atto di donazione a Venezia ed è il primo cannocchiale. Questo cannocchiale verrà rubato dai francesi nel 1797 e portato al Louvre. Le previsioni per domani. In prevalenza nuvoloso, salvo parziali schiarite in pianura. Saranno probabili precipitazioni già dal mattino, con rovesci e locali temporali, diffuse e frequenti su zone montane e pedemontane, altrove sparse e discontinue, in diradamento a fine giornata. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in lieve calo.